deve ancora toccare la Rolex K. Aumenta velocità la macchina, non sono a contatto dell'ala avanzata dal nonno Rococco VVM, due debuttanti a Rolex K. Remomec al comando. L'errore del numero 4 Royal Delfino, il numero non si vede da questa parte ma è il 4. Viene squalificato Royal Delfino, anzi squalificata. Remomec in vantaggio, in seconda posizione Rain Dancer. Anche Ratafia Tabellone, così anche Roger Rabbit finisce squalificato, mentre Rain Dancer passa al comando. Rain Dancer su Remomec, poi all'esterno la favorita Roxana Opris. 2,67 la quota per l'alfiere di Gubellini, che dopo mezzo giro, il primo quarto in 31,5 passa al comando. Roxana Opris precede Rain Dancer, in terza posizione Remomec, poi percorsi esterni e rinascita ok con all'interno Roulette Care, seconda e penultima piegata con Roxana Opris a precedere Rain Dancer, in terza posizione sempre Remomec, 3,29,4 il secondo quarto, 1,009,800 alla media di 1,16,1, migliora rinascita ok. Comunque Roxana Opris in vantaggio per andare a completare il giro in 1,16,5, in seconda posizione Rain Dancer, in terza Remomec, poi Roulette Care, quindi all'esterno rinascita ok, Rilke Laumar, terza frazione in 34, 16,1 la media per i 1.200 completati in 1,31,3, all'avanguardia Roxana Opris. Attualizzata tabellone, addirittura d'arrivo con Roxana Opris avanti a Rain Dancer che prova ad avvicinarsi. Rain Dancer sta passando su Roxana Opris e all'ora del finale Rain Dancer, Roxana Opris, Roulette Care, poi Rilke Laumar, Remomec, rinascita.